Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi, sabato 24 settembre. Il contratto collettivo nazionale del settore pesca ieri è stato rinnovato. All'interno della delegazione che a Roma ha discusso le trattative anche il chioggiotto Pierpaolo Piva della FAI CISL. Il nuovo contratto prevede un aumento del minimo monetario garantito del 6,5%. La FAI CISL è quindi soddisfatta del risultato della trattativa, soprattutto visto il periodo di crisi. Gli imbarcati avranno un incremento sul minimo monetario garantito del 6,5%, afferma Piva, un risultato importante per i pescatori. La capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Erika Baldin, ieri ha depositato un'interrogazione chiedendo alla Giunta di intervenire urgentemente dopo l'allarme lanciato dalla CGIL di Venezia riguardo varie questioni in tema RSA, a cominciare dalla fuga del personale verso la sanità, passando per l'aumento delle rette fino a 2.400 euro l'anno a causa del caro bollette e al fatto che nelle RSA veneziane un letto su 4 resta vuoto. Secondo Baldin, le RSA veneziane non sono ancora state riformate e ritiene questo un fallimento della giunta Zaia e di quella di Galan. Ora si parla di un intervento riguardante l'IRAP che però arriva in ritardo penalizzando le strutture pubbliche. Secondo Baldin, innanzitutto vanno ascoltate le richieste dei sindacati per limitare la fuga del personale sanitario e degli OSS dalle RSA. Questi chiedono che le loro retribuzioni siano parificate a quelle del comparto della sanità. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Dopo biciclette e balestre, ancora un appuntamento con il grande sport a Chioggia. Ritorna infatti il tiro con l'arco a Sant'Anna nello scenario di Bosco Nordio. Sabato 24 e domenica 25 settembre l'Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri del Mare organizza 2 giornate di gare sotto l'egida della FIARC, Federazione Italiana Arcieri di Campagna, la più antica e blasonata delle federazioni che professano il tiro con l'arco istintivo. L'inizio dei tiri è previsto alle ore 9 per gli oltre 300 atleti che da tutta Italia saranno impegnati nella splendida cornice naturalistica cittadina e che assieme agli accompagnatori daranno vita a una kermesse non solo sportiva ma anche ricreativa e promozionale per il turismo della località. Ancora un impegno sostenuto e piacevole per gli arcieri del mare che oltre all'organizzazione dei corsi di tiro durante tutto l'anno rimangono attivissimi nell'onorare uno sport antico quanto l'uomo ma altrettanto moderno, competizioni sempre nuove di respiro regionale e nazionale. Chi volesse avvicinarsi al tiro con l'arco, anche solo per una prova, può contattare l'Associazione Arcieri del Mare via web al sito arcieridelmare.it o raggiungendo la compagnia stessa il sabato pomeriggio o la domenica mattina nella camposcuola con sede in via Pegorina a Sant'Anna di Chioggia di fronte al campo di calcio.
avuto modo di incontrare prima il sindaco, l'amministrazione comunale e poi dopo anche i nostri volontari, i volontari di tutto il Veneto. Sono partiti con 7 colonne mobili, una per provincia, e stanno operando da alcuni giorni qui a Senigallia, e devo dire che sono stato molto contento di sentire da parte del sindaco di Senigallia parole di grandissimo apprezzamento per i volontari della Protezione Civile del Veneto. Ci ha veramente ringraziato, estendo a tutti i volontari i ringraziamenti, e adesso stiamo per proseguire per un altro comune che è stato pesantemente colpito, dove incontreremo altri volontari dell'Associazione Nazionale Alpini, mentre in questo territorio, nel territorio di Senigallia, stanno operando gruppi comunali e associazioni di altro tipo. In Veneto abbiamo 511 organizzazioni di protezione civile che anche in questo caso sono state magistralmente coordinate e hanno garantito una risposta ai cittadini. Io ho girato un po' in mezzo anche alle case e i cittadini sono rimasti veramente contenti. Allora, siamo con l'onorevole Giorgia Andreuzza, che è candidata nel collegio uninominale sostenuta dall'intera coalizione di centrodestra. Oggi è arrivato proprio oggi un comunicato dalla Regione Veneto che sta anticipando 74 milioni, se non erro, per il trasporto pubblico, soldi che avrebbero dovuto arrivare dallo Stato, ma siccome in questo momento ci sono tutta una serie di difficoltà, però la Regione ha preferito anticipare le aziende di trasporto per non lasciarle, diciamo, in difficoltà. Beh, la Regione ha fatto una grandissima operazione che dimostra quanto ci tiene al territorio, all'efficienza dei servizi, e pertanto veramente è da ringraziare questo sforzo che sicuramente ha fatto, però ha messo in riparo un servizio importante. Ma l'altro punto, quello che sostanzialmente è molto grave, è proprio l'inefficienza dello Stato. Questo capita col trasporto pubblico locale, ma mi è capitato con altri interventi dove ci sono le risorse stanziate, ma poi le lungaggini all'interno dei ministeri, la burocrazia, il Ministero dell'Economia e Finanza che tiene i cordoni, diciamo, della borsa molto stretti, non fanno sì che ci sia la fluidità al corso, diciamo, del provvedimento fino alla fine, e queste cose servono subito. Questo è segno che l'autonomia è una cosa assolutamente fondamentale, perché proviamo a immaginare, lo è la dimostrazione, perché così come si sta muovendo la nostra regione, si sta muovendo con responsabilità. Responsabilità vuol dire intervenire subito per dare un servizio. Allora dobbiamo capire che materie come queste, che sono anche di competenza regionale, se devono aspettare che lo Stato trasferisca i soldi che poi non arrivano, rischiano di risultare inefficienti se aspettano lo Stato, mentre invece in maniera autonoma, se avessero la piena gestione e le risorse, sicuramente riuscirebbero a dimostrare la loro efficienza con responsabilità. Tra il tardo pomeriggio di oggi e il primo mattino di domenica si prevede tempo instabile o perturbato con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio locale temporale, specialmente sulla pianura centro-orientale, in particolar modo sulla costa. Qui non si escludono fenomeni locali più intensi e persistenti, con quantitativi di pioggia anche consistenti. Per quanto riguarda i venti, sull'Alto Adriatico rinforzerà lo scirocco. I venti saranno tesi sulla costa, forti a tratti con possibili raffiche.
ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 24 settembre, è la farmacia San Marco in via Marco Polo a Sottomarina. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti.